Avrebbe sbagliato diagnosi, indicando nella menopausa la causa di una serie di disturbi dovuti invece ad un cancro. Un 63enne primario di Lodi, con studio medico a Pieve di Cadore, rischia di finire a processo con l'accusa di omicidio colposo. Nelle ultime ore la Procura di Belluno ha infatti chiesto il suo rinvio a giudizio in relazione alla morte di Donatella Della Mora, ex titolare del negozio di dischi al Quadrilatero di Vittorio Veneto, deceduta l'11 novembre del 2006 all'età di 56 anni. In dettaglio, il pubblico ministero Simone Marcon ha contestato al primario di aver sottovalutato i sintomi manifestati dalla paziente, di aver prescritto in ritardo esami specifici e di aver insistito con una terapia ormonale assolutamente controindicata in casi del genere. Nel corso dell'udienza preliminare, fissata per il prossimo 26 maggio, il marito ed il figlio della donna, difesi dall'avvocato Giacomo Caldart, si costituiranno parte civile.